Tutti insieme, solidalmente, medici, assessori, alpini, presidenti, dipendenti che per un giorno hanno lasciato il loro consueto posto di lavoro per indossare un grembiule e servire ai tavoli. Lo scopo: raccogliere fondi per le case famiglia in Sierra Leone fondate dai Giuseppini del Murialdo e sostenute da Around Us Onlus. Abbiamo creato queste case che ospitano orfani abbandonati, all'inizio gli amputati della guerra, gente bisognosa di aiuto, di assistenza, di trovare una famiglia, insomma. E ci siamo impegnati per quest'anno al mantenimento di circa 400-500 studenti delle scuole dei Giuseppini per quanto riguarda l'alimentazione, cioè per fornire loro almeno un pasto al giorno per 5 giorni alla settimana. E lo scopo è stato raggiunto, visto che sono stati consegnati direttamente nelle mani di padre Maurizio Boa, in queste settimane tornato nella sua Badoere, 5.180 euro. Una cifra importantissima che corrisponde ad oltre 4 anni di stipendio per un insegnante in Sierra Leone e che garantisce alimentazione, cure sanitarie e istruzione per almeno un anno per una quindicina di bambini e ragazzi orfani. Sono quasi obbligati a proseguire lo studio per cercare un lavoro perché sono amputati, sono senza una mano, senza tutte e due, senza occhi, e a colpi di macete per creare terrore tagliavano braccia e mani. 2 di queste ragazze sono alla Ca' Foscari, si sono laureate e sono state mantenute all'università da Around Us. Popolazioni sfortunate che dopo la guerra civile sono state colpite nel 2014 dall'Ebola e nell'agosto scorso da una slavina di fango e acqua. Tragedie che hanno lasciato orfani migliaia di bambini. Bambini che al tempo di Ebola piangevano, non uscivano di casa perché e dentro c'erano i genitori morti, insomma, di Ebola, quindi è stata una tragedia grande. Adesso questi 130 bambini sono un po' divisi per famiglie di vicini di casa o anche di parenti, per i quali chiedono aiuto per mantenerli, perché trovarsi in una famiglia con 2 bambini in più o 3 addirittura richiede un aiuto, soprattutto per mandarli a scuola, perché la scuola costa, soprattutto per la sanità costa. L'associazione Around Us, cioè attorno a noi, è la traduzione, è un'associazione che ormai ha 8-9 anni, che opera soprattutto in Sierra Leone e che si snoda su 2 fronti, uno sanitario con l'invio in un ospedale vicino alla capitale di equip mediche specialistiche italiane che operano in questo ospedale pagandosi il biglietto addirittura, almeno quelli che vengono con noi. Bambini e ragazzi che sono più vicini all'Italia. Durante la serata di venerdì la casa di cura Giovanni XXIII ha donato infatti alla scuola elementare di Monastier un defibrillatore. È stata una bellissima sorpresa. Speriamo che non serva mai, è stato detto durante la consegna da parte dell'amministratore Gabriele Geretto, in questo contesto uno strumento dal doppio valore. Un ponte che lega i nostri bambini ai bambini della Sierra Leone, ma vuole essere anche un inizio per un nuovo percorso per far conoscere ai nostri bambini quali sono le difficoltà anche dei bambini più distanti di noi e meno fortunati di nostri. Sarebbe giusto far conoscere anche ai nostri ragazzi situazioni così difficili per poter far capire a loro stessi quanto sono fortunati ad avere una scuola, l'opportunità di andare a scuola, di studiare e di potersi fare un futuro. Quella di Monastier è una scuola molto attiva, non solo nel sociale. Sono impegnati nell'attività musicale, nelle attività sportive, nell'attività di green moving, che è un'attività di progettazione e riqualificazione del territorio della scuola, del giardino. Una cosa è certa, la scuola in qualsiasi parte del mondo fa crescere, fa stare insieme, fa diventare adulti, soprattutto se ciò che si respira è l'aria di una famiglia. Le esigenze loro arrivano tutti a me, mi chiamano father, papà. Mi danno voglia di vivere, di continuare, cioè gli acciacchi della vecchiaia, perché sono vecchiotto. Il fatto che abbia delle difficoltà fisiche non mi fermano, insomma, mi sento ancora giovane, spiritualmente giovane, ancora all'attacco. E questo è grazie alla loro presenza. Credo che se non ci fossero loro avrei già mollato un po', insomma. Ogni vita è grande, ogni storia è vera.
e racconta oggi un sogno che prima non c'era.